Ridere, sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere. E continuiamo a raccontare l'Italia che si riprende, l'Italia che va avanti attraverso, in questo caso, la voce di un signore che ha un'impresa ma ne rappresenta tantissime altre. Lui è Carlo Zanin, è un artigiano di Torre di Mosto, quindi siamo in provincia di Venezia, ed è presidente di Confartigianato Pulitinto Lavanderie. Mi è venuta bene, Pulitinto Lavanderie. Buongiorno Zanin. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora ci racconta un attimino intanto quanti siete in questo settore fondamentale. Allora, le nostre imprese contano circa 12.000 luoghi, imprese, abbiamo circa 23.000 addetti e 9.000 dipendenti. Mamma mia, un Per esercito. sì, siamo una bella folta categoria. Senta una cosa, Sì. mi spieghi anzitutto, quelli che lei rappresenta non sono quelli con il gettoncino che si va dentro, sono quelli dove c'è un addetto che ha una formazione, che ha un'artigianalità del lavoro, che ha anni di professione, giusto per capire, giusto? Assolutamente sì. Allora, noi siamo aziende con dei requisiti professionali, siamo seguiti dalle nostre associazioni di categoria, siamo formati, spesso perdiamo le nostre domeniche, impegniamo le nostre domeniche con corsi di aggiornamento professionali in aziende o in luoghi di studio. Le lavanderie a gettone non sono altro che delle macchinette nelle quali si mette un gettoncino e lì si lava la roba e viene quel che viene. Ecco, quindi 12.000 imprese sono quelle dove c'è dentro l'omino con la sua professionalità, con la famiglia, con i suoi collaboratori, con la sua storia. Questo per chiarire, giusto? Assolutamente, gente preparata, strutturata, con delle attrezzature che nessun altro può avere, perché è chiaro che una macchina a secco non è che la possiamo avere a casa o in una self, che già da se stesso dice che è un posto dove non c'è qualcuno che ti lava la roba. Ecco, chiarissimo. Allora, si presenta il problema, caro Zanin, presidente, ripeto, di Confartigianato Pulitito Lavanderie, si pone il problema di lavare la roba, ecco, io la banalizzo. Possiamo star sicuri? Allora, assolutamente sì, in tempi non sospetti noi abbiamo fatto una ricerca per quel che riguarda dei fattori patogeni, intendo funghi, batteri, infezioni cutanee e questa ricerca è stata fatta da due laboratori di analisi molto preparati, certificati. E cosa è venuto Scoprendo, fuori? scoprendo che i nostri lavaggi sono particolarmente efficaci in questi casi e poi, ultimo e non ultimo, in questa situazione diciamo drammatica ma che speriamo volga al meglio, abbiamo scoperto che il nostro lavaggio a secco, che non è aria il lavaggio a secco, è fatto con dei solventi, spoglia questo malefico virus che è avvolto in un manto di grasso, quindi lo rende nudo e praticamente innocuo. Eh, Da noi siamo un posto di sanificazione, non di contagio, quindi la gente può portare tranquillamente la roba da noi perché siamo preparati, ripeto, preparati per questo momento di esigenza. Allora, il messaggio che Zanin sta lanciando a chi ci ascolta è: entrate con fiducia nelle Pulitinto Lavanderie, in lavanderia, Sì, perché certo. c'è un'esperienza e c'è la voglia di ripartire e di dare ancora più sicurezza, perché ricordiamo che diventate un settore strategico, il vostro compito diventa strategico. Perché Zanin? Siamo talmente strategici che siamo stati aperti fin dall'inizio, perché è importante sanificare quegli abiti che indossi quando ti sposti, quegli abiti che anche nuovi e non sai da dove arrivano, chi li ha presi in mano, che strade hanno fatto. Quindi la nostra preparazione in questo momento è assolutamente strategica.
Un invito che facciamo alla gente è di entrare tranquillamente. Abbiamo percorsi diversi per il tiro e consegna, abbiamo tutte le protezioni del caso, le indicazioni, il controllo da parte di chi c'è dentro, la responsabilità di chi c'è dentro. Senta Zanin, diventa ancora più importante sanificare i propri capi, quelli magari con i quali ci spostiamo nei luoghi di lavoro attraverso i mezzi pubblici, eccetera, diventa più importante portarli quindi da voi, perché a casa non è che si possa far tutto se non, come capita spesso anche a me, rovinare dei capi, quindi bisogna portarli da gente preparata che ti fa il lavoro. Ecco, a fronte di tutto questo, i prezzi, ovviamente lei risponde per lei ed è il presidente del settore e quindi non può rispondere per qualcuno, ma per la stragrande maggioranza di chi fa questo lavoro sì. I prezzi aumenteranno, non aumenteranno? Avete delle iniziative anche promozionali in mente, visto che in qualche modo volete riattrarre e attrarre ancora più clienti? Allora, per quel che ci riguarda, i prezzi a volte sono variegati, della serie che la tua lavanderia non li sposta di un centesimo per quel che mi riguarda. Ci può essere il centro commerciale che fa dei prezzi più attraenti come è sempre stato, però lì il lavoro diciamo è un po' meno accurato. Io consiglio ai nostri ascoltatori di recarsi sempre nelle loro lavanderie di fiducia. I prezzi di solito sono relativi alla qualità del lavaggio, quindi non si può pensare che un paio di pantaloni possa essere lavato come facciamo da noi, magari prima a secco e poi in acqua a 1 euro o 2 euro. Hanno il loro prezzo. Poi stiamo mettendo in campo delle iniziative molto interessanti, specialmente per quel che riguarda il nuovo. Stiamo collaborando con i Cioè il commercianti. nuovo, mi scusi se la interrompo, il nuovo sono Prego. quei famosi vestiti che ci andiamo a provare nei negozi e ci abbiamo il terrore poi di indossarli perché diciamo sì l'ha sanificato ma chissà chi se l'è provato magari aveva il Covid. Allora sulla sanificazione c'è un campo aperto, ci sono tanti discorsi e non si sa bene quali siano quelli corretti. La collaborazione che stiamo mettendo in atto noi con i commercianti è quella di dire: il cliente ti compra l'abito, tu gli doni il primo lavaggio, noi glielo facciamo a un prezzo conveniente e chi si porta a casa il capo, cosa che questa già in molti la facevano anche prima, compravano il capo e passavano prima in lavanderia e poi lo portavano a casa. Quindi portatelo in lavanderia lo laviamo, lo sanifichiamo e lo indossiamo tranquillamente. Ecco, perfetto. Allora ricordiamo i numeri del settore delle pulitinto lavanderie, lo continuo a dire perché per me è diventato uno scioglilingua. Lei è riuscito subito di dire sto termine? Io veramente lo trovo anch'io un po' ostico, è un po' lunghino. Pulitinto lavanderie, allora facciamo un po' l'analisi. Una volta si facevano tante tinture in lavanderie perché avevamo capi in lana, in cotone, adesso si tinge un po' meno. Le puliture a secco diciamo ormai sono un po' scomparse perché la sola pulitura a secco con la sola macchina a secco è una cosa ormai obsoleta. Abbiamo lavanderie attrezzate, organizzate, con competenze, attrezzature e prodotti adeguati, sempre di massima qualità perché siamo sempre sul pezzo. Quindi abbiamo ancora questa parola pulitinto lavanderia, ne troveremo una di migliore. Gli inglesi per esempio la chiamano laundry. Ecco, allora lasciamo pulitinto lavanderie che ci piace parlare italiano, va. Sì. Zanin, grazie Sì. davvero, buon lavoro nella sua azienda di Torre di Mosto e buon lavoro nel rappresentare tutti quelli che fanno il suo di lavoro associati a Confartigianato. Grazie. Grazie a lei e buona ripresa di lavoro a tutti. Grazie. Bene, avete sentito anche i messaggi che conteneva questa intervista al signor Zanin, sono messaggi che ci dicono e ci orientano a scegliere la qualità. Ecco, fino adesso nessuno che ha aumentato i prezzi, speriamo rimanga così. Vi ricordo il numero, sempre quello, per i vostri SMS, ne arrivano tanti, carini, anche di incoraggiamento e ci fa piacere, vi piace questa trasmissione.
348 103 10 10. E allora noi torniamo tra poco, dopo gli aggiornamenti. Linea Roma.